Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di stare sul pezzo, parleremo di quelle cose che vengono dette nei vari gruppi social, mandami luce colorata, mandami l'arcangelo, fammi bussare, scende alla settima dimensione, salti quantici e tante altre belle cose. E in più vi voglio spiegare invece da dove il Marietto Veneziano o il Degarda prendono le informazioni così che capiamo un po' la differenza fra la New Age e magari informazioni che hanno più di 300 anni. Ma prima di iniziare, il vostro Benedetto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarda, al canale del vostro Benedetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, dove in Face abbiamo un gruppo che si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, siamo più di 1450 amicizie e stiamo crescendo. Poi abbiamo anche i casti sacerdotali, che è un gruppo di 660 amicizie, e in più abbiamo sempre il link sotto in descrizione per poterci raggiungere. In più abbiamo anche un sito creato da Marietto Veneziano nel 2015 in cui ho messo 20 ebook gratuiti da scaricare, fatti dal Marietto Veneziano sempre, dal 2015 in avanti, ne hanno già scaricati 150.000 e il vostro Marietto Veneziano ha donato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici, quadranti radiostesici con tanto di istruzione. Beh, vorrà dire qualcosa, no? Bene, poi vi ricordo anche che nel sito capitano il Degana Maglietta Veneziano ha una sezione shop dove si possono comprare ad esempio questo talismano magico da 150 euro più 10 euro di spedizione e altri prodotti esoterici di qualità. Bene, iniziamo un po' a parlare perché spesso mi contattano persone che entrano in un certo senso a conoscenza dell'esoterismo attraverso la New Age, no? Questa nuova corrente che ha 30 anni e che in un certo senso vuole, capite, quando non si sa più cosa inventare, si inventa sempre qualcosa di vero. E si vedono sui vari social di tutto e di più, gente che promette miracoli in 28 giorni, gente che cammina sull'acqua, insomma, di tutto e di più, no? Mandatemi luci colorate perché mio figlio si è spiaccellato in macchina, mandatemi luci colorate perché mio figlio è stato lasciato dal fidanzato. Insomma, io ve l'ho sempre spiegato, queste cose lasciano scie energetiche e queste scie energetiche voi dovete pensare che io parto dal presupposto che tutti siano stinchi di santo, ma magari qualche stinco di santo non c'è. E se uno che non è stinco di santo, ma si fa passare per stinco di santo, si aggrega alla scia che chiedete voi, oltre ad avere i problemi vostra figlia, vostro figlio, o tutti quei problemi che ci sono, pum, si moltiplica la cosa, no? Quindi perché sono arrivato a questo punto? Perché oggi vi spiego ad esempio di un libro che il vero esoterista, il vero magus, l'investigatore celeste deve incominciare a prendere in considerazione. Ed è questo libro. Questo libro, edito da Pierluca Pierini, è stato scritto nel 1801. Lo ripeto, questo libro è stato scritto nel 1801, è sempre stato tenuto segreto. Questo è uno, diciamo, dei più grandi o diciamo dei più importanti testi di magia o di occultismo celeste. Ha qualcosa come, vediamo un po', 259 pagine. Ha dentro di tutto e di più per chi si vuole avvicinare alla magia, all'esoterismo. Non sto parlando dell'esoterismo di mandarmi l'angioletto, mandarmi il settimo piano, il salto quantico. Io vi sto parlando di un testo scritto e divulgato nel 1801, il quale testo era stato tramandato da millenni. Costa, questo che quello base, Economy, costa 55 euro. Poi ci sono la versione in un certo senso più ricercata che può arrivare a 150 o 180 euro, dipendenza dal periodo in cui lo scopri. Il Magus non può mancare nella biblioteca e con questi libri potete stare sul pezzo. Invece, quando voi incominciate a indicare nei vari gruppi social e mandami la luce colorata e dimmi la parolina bingo bongo per vincere il lotto e dandami un po' di fortuna e fammi scendere l'estraterrestre, fammi arrivare l'arcangelo Michele in canottiera, no?
capite che non si sta sul pezzo, si sta dando la propria scia energetica ad altre persone che non sappiamo neanche chi siano. E questa è la New Age. Invece il vostro Marietto vi dà una dritta, eh? Questo libro, edito da Pierluca Pierini, più di 250 pagine, costa 55 euro e l'investigatore celeste, il Magus, è praticamente uno dei migliori libri di magia proprio per iniziare i primi passi. Questo è un'entrata sicura. Non è New Age, ha più di 200 anni e chiaramente è il succo di millenni di studio a livello esoterico, no? Quindi non ha niente a che vedere con quelle mendicanze, quelle persone che mettono i nomi dentro quei fili di ferro che poi vi cuociono nel campo eterico. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e mi raccomando, lo faccio rivedere per chi è la prima volta che conosce Maledetto, il mago, sei un investigatore celeste, costa 55 euro ed è edito da Pierluca Pierini dalla Revis Edizione. Mm? Non fatevelo sfuggire. E quando comprate questo libro comincerete a capire quando il Marietto dice di stare lontano dalla New Age. Bene? E mi raccomando, questa sera che è mercoledì alle 21 con il Legale Marietto Veneziano nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, Sibilla Interattiva gratuita. Grazie, prossimo, ciao.